Uno Nessuno 100.000 si ripropone anche nella nuova versione per l'anno 2018. L'anno scorso è stata una bellissima esperienza, 84 scuole che hanno partecipato da diverse parti d'Europa. Particolare poi è stata la rappresentazione di quel frammento fatta da giovani siriani in arabo di Pirandello, e mi piace pensare che questo secondo anno, una volta chiusi i festeggiamenti per il 150esimo della nascita di Pirandello, si confermi come elemento di una svolta nel rapporto tra Pirandello e la città. In queste settimane ha dato alla stampa, e ormai è pubblicato, un bel lavoro che ha la testimonianza di Pierluigi Pirandello, il quale parla proprio di questo rapporto complicato, difficile tra Pirandello e la città. Il 150esimo probabilmente ha voluto sdoganare questo rapporto, e questa iniziativa, insieme alle altre che si fanno in città nel segno di Pirandello, può essere una di quelle belle occasioni per cominciare a farci pensare ancora più in grande ad un festival pirandelliano, così come si fa con Mozart a Salisburgo e con altri importanti della storia dell'arte e della letteratura. Le scuole, attraverso appunto ispirandosi alle opere di Luigi Pirandello, presenteranno le candidature con dei corti teatrali. Lo scorso anno abbiamo avuto una bellissima esperienza, una grande partecipazione, e quindi il Ministero della Pubblica Istruzione ha ritenuto opportuno, visto il grande successo, di riproporre il concorso. Naturalmente tutti gli studenti, sia italiani che delle scuole all'estero, avranno la possibilità di rappresentare le opere vincitrici qui ad Agrigento in un'apposita, diciamo, manifestazione. Quello che voglio aggiungere è che è un momento importante, perché finalmente Luigi Pirandello, che spesso anche noi stessi sottovalutiamo, invece abbiamo riscontrato che ha una grande risonanza anche all'estero, ed è fondamentale e importante sottolineare come le opere di Pirandello, attraverso questo concorso, abbiano preso una nuova vita. Quello che l'Accademia cura fattivamente, oltre l'anno scorso ne abbiamo dato anche le basi logistiche, è il premio. Il premio è la somma del nostro sentire, del dialogo anche con il territorio. È un manufatto pensato dal maestro Domenico Boscia, ritrae Pirandello, c'è anche una giara, quindi una delle sue più famose anche a livello scolastico, a livello didattico più note. Quindi in qualche modo è su pietra lavica, quindi denota anche il nostro legame profondo con il territorio e con questo elemento naturale. Siamo qui di nuovo per confermare la bontà e la validità di questo progetto, che si iscrive in un quadro più ampio di coinvolgimento dei giovani, che sono il nostro futuro, non solo a livello nazionale e internazionale, ma soprattutto a livello locale. Abbiamo tanto bisogno di energie nuove, stiamo cercando di coinvolgere, perché proprio a pochi metri da qui all'Accademia delle Belle Arti si tengono proprio oggi le audizioni per lo spettacolo Luna Pazza, che sarà, per quanto possibile ci auguriamo, rappresentato da attori e attrici del nostro territorio. È una grande iniziativa. Io, insieme a Marco Savatteri, che appunto è l'altro regista di questa operazione, ci metteremo alla prova in un testo scritto da me sull'opera di Pirandello, anche molto inusuale e particolare, uno spettacolo che è un vero e proprio happening, ma non posso rivelare di più. La cosa più importante è che stiamo cercando di, il Teatro Pirandello, la Fondazione Pirandello, anche assieme alla Strada degli Scrittori, assieme all'amministrazione, assieme a quanti stanno partecipando attivamente al MIUR, al MIBACT, eccetera, stiamo cercando di dare una vitalità alla nostra città, alla nostra provincia, senza nessuna, io lo ribadisco sempre, polemica con il passato.